Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. La ripresa nell'Eurozona procede come da aspettative e l'inflazione, anche se resterà bassa a lungo e seguita solo da un graduale miglioramento, è fermamente ancorata sul medio-lungo termine. Parola di Mario Draghi. Il presidente della BCE lo ha affermato oggi, aggiungendo inoltre che il forte cambio dell'euro associato alla bassa inflazione è motivo di grande preoccupazione. L'euro ha sfiorato $1,40 dopo la decisione della BCE di lasciare i tassi fermi e mentre Draghi parlava in conferenza stampa. L'Assemblea degli azionisti dell'ENI ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione della società e ha approvato l'indicazione di Emma Marcegaglia come nuovo presidente. Dalla lista del Ministero dell'Economia sono stati eletti Claudio Descalzi, prossimo amministratore delegato designato, Andrea Gemma, Diva Moriani, Fabrizio Pagani e Luigi Zingales. Dalla lista presentata da un gruppo di fondi di investimento sono stati invece eletti Pietro Guindani, Alessandro Lorenzi e Carina Litvak. RAI, Gubitosi, al momento posso dirvi che le sedi regionali sono un valore fondamentale per la RAI perché la presenza sul territorio è centrale e quindi non chiudiamo di certo le sedi regionali, ma se mi chiedete nel dettaglio se chiudiamo Macerata, francamente no. Il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, ha risposto così all'assemblea aperta dell'Usigrai, che lo interrogava oggi sulle sedi regionali, anch'esse richiamate dal decreto Renzi, che toglie l'obbligo alla RAI di averle, lasciando questa opzione come una facoltà dell'azienda. In sostanza Gubitosi, facendo l'esempio di Macerata, so che non esiste, ha affermato ridendo, si riferiva al fatto che è troppo presto per entrare nel dettaglio dei possibili accorpamenti e a tal proposito ha chiesto a tutti di considerare inattendibili le voci che stanno circolando e circoleranno su questo argomento perché non è stata davvero presa ancora nessuna decisione, ha assicurato il direttore generale della RAI Gubitosi. Passiamo alla cronaca italiana. Expo, Gian Stefano Frigerio non mi ha mai dato indicazioni, la cena d'Arcore era di natura squisitamente politica e lo scopo era parlare dei club Forza Silvio. All'incontro hanno partecipato una trentina fra amministratori locali della Brianza e imprenditori, tra cui Paris, che è di Giussano. Lo riferisce in una nota a Fabrizio Sala, sottosegretario di Regione Lombardia, con delega ad Expo 2015 in merito all'inchiesta della Procura di Milano che ha portato oggi a 7 arresti. Intanto la direzione investigativa antimafia ha eseguito una perquisizione oggi pomeriggio nella sede della società Expo 2015 in via Rovello a Milano. La DIA, a quanto si è appreso, si è fermata all'interno della sede della società per circa un'ora. I vertici regionali, provinciali e comunali della protezione civile, siamo in Sardegna, in tutto 13 persone, sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Tempio in relazione alla mancata informazione alla popolazione di Olbia e Arzachena dell'imminente pericolo per l'alluvione del 18 novembre. Devono rispondere di omicidio colposo e disastro colposo. Dall'estero, Siria, e di 14 soldati uccisi secondo una ONG siriana il bilancio provvisorio dell'attacco dinamitardo compiuto oggi da miliziani siriani antiregime contro un albergo di Aleppo, da tempo trasformato in caserma per i soldati governativi. Secondo altre fonti le vittime sarebbero almeno 40, tra gli uccisi figurano militari governativi e miliziani lealisti. L'albergo Charlton è stato completamente raso al suolo. L'azione è stata rivendicata dal Fronte Islamico, gruppo armato radicale. Dalla Svizzera, da questo mese la città di Losanna verserà a tutti i suoi abitanti, bambini compresi, un sussidio di 80 franchi, circa 65 euro, volto a compensare parzialmente l'aumento del costo della vita. Lo annuncia con una nota il comune della città svizzera, precisando che riceverà il sussidio chi è stato residente per tutto il 2013. L'importo non sarà versato, ma dedotto da una delle prossime bollette dell'energia elettrica. L'obiettivo è quello, spiegano dal comune, di aiutare principalmente i nuclei familiari. Una famiglia con 2 figli, per esempio, potrà risparmiare 320 franchi, circa 262 euro, sulle bollette. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a risentirci.